A me il compito di dare ragione di queste nostre scelte, a me il compito di parlare del perché e il per come si possa parlare di riqualificazione e sviluppo attraverso un'arte antica, la Gelsi Bachicoltura, di rendere ragione del perché vogliamo occuparci di gelsi, di prati, di territorio da riqualificare, da ritornare ad amare forse in un certo qual modo. La ragione è che il Cantiere della Provvidenza, che è nato nel 2013 e che è una cooperativa sociale ad oggetto plurimo, è nata perché ha sentito attraverso i propri soci fondatori la forte esigenza di andare a cercare di risolvere determinati problemi connessi proprio con lo sviluppo della nostra società, i problemi del nostro territorio e le difficoltà incontrate dalle nostre persone. Per cui si è costituito il Cantiere della Provvidenza Società Persona Ambiente proprio per cercare in maniera organica di affrontare in maniera il più equilibrata possibile quello che è proprio questa problematica legata al territorio, legata alle persone e legata quindi allo sviluppo della società, perché la persona noi la intendiamo il centro propulsore di tutto lo sviluppo. Tra gli obiettivi principali che ci siamo dati proprio per cercare di immaginare come risolvere questo problema abbiamo proprio la ricerca di forme innovative. Ci siamo chiesti che cosa fare per cercare di dare il nostro contributo al sostegno delle persone che non hanno lavoro, ai giovani che sono alla ricerca del proprio futuro. Che cosa fare perché queste persone possano poi vivere bene nel loro ambiente e quindi sviluppare bene quello che è lo stare bene in società. Bisognava trovare un sistema innovativo che portasse sviluppo ma che non ci facesse dimenticare da dove andiamo, da dove veniamo. Territorio. Noi abbiamo innanzitutto, nelle nostre analisi, nei nostri ragionamenti, abbiamo capito una cosa: se noi vogliamo che la persona sviluppi in maniera armonica se stessa, qualsiasi tipo di persona, qualsiasi tipo di doni, di talenti, di possibilità abbia, se noi vogliamo che la persona si sviluppi bene, deve trovarsi bene nel proprio ambiente. Quindi che cosa ci siamo trovati di fronte? Ci siamo trovati di fronte un territorio che è bellissimo, ma del quale ogni tanto ci dimentichiamo. Questa è la foto di un gelseto dimenticato, non abbandonato in sé per sé, ma proprio dimenticato. È come se la memoria a un certo punto sia andata in tilt. Questo gelseto siamo ovviamente andati dai padroni del terreno, abbiamo chiesto se potevamo recuperarlo e questi sono i primi lavori di capitozzatura e di ripristino del gelseto. Un nostro collaboratore che ci lavora per arrivare ad avere possibilmente un territorio relativamente alla gestione dei gelsi, quindi sempre Gelsi Bachicoltura, che è diventato molto più bello. Questo è il sistema, diciamo, moderno che abbiamo imparato dal CREA, dalla dottoressa Cappellozza, il sistema moderno di andare a coltivare i gelsi che non arrivano ad essere tanto alti, quindi si possono lavorare anche stando in piedi. Quindi da tutto questo perché Cantiere del Baco? Perché in realtà, volendo noi lavorare all'interno del territorio, lavorare sull'ambiente e lavorare con le persone, dovevamo immaginare anche un percorso che recuperasse le origini e che nello stesso tempo ci portasse allo sviluppo. Abbiamo capito, ovviamente nella nostra cooperativa ci sono educatori, operatori sociosanitari, altre persone come me che sono commercialista, che non c'entra niente, ma che insomma ha una certa sensibilità. Abbiamo capito che in realtà solo attraverso un'arte
un'arte antica come quella della Gelsi Bachicoltura poteva essere il trovare quel settore di sviluppo innovativo perché riparte dall'antico ma si ritrova, che ha ulteriori possibilità di sviluppo, perché poi vedremo, e che permette a chiunque di sperimentarcisi. Qualsiasi tipo di persona all'interno di quello che è il mondo agricolo può trovare la propria dimensione, il proprio sviluppo personale. Io adesso vi do solo delle infarinature su quello che è il percorso, che poi chi mi seguirà nell'esposizione spiegherà molto meglio di me le parti scientifiche, le parti sociali, le parti di sviluppo e di gestione. Quello che io intendo in questo momento è di farvi un po' amare questo progetto, così come noi l'abbiamo immaginato, intuito, visualizzato e che adesso stiamo facendo, grazie alla collaborazione del CREA e di Veneto Agricoltura, e andando a gestire una Gelsi Bachicoltura che però, agganciandosi al passato, si sviluppi secondo quelle che sono le nuove tecnologie e le nuove scienze. Per questo abbiamo voluto impegnarci proprio in tutti i processi di produzione. Abbiamo cominciato quindi a gestire la coltivazione, a vedere quindi coltivazione del gelso, l'allevamento dei bachi. Nel 2013 ci siamo imbarcati nell'allevamento di 20.000 bachi, un primo telaino, con grandissima soddisfazione, grande fatica ma proficuo, no? Perché poi alla fine il 95% dei bachi hanno filato e la qualità era molto buona, molto buona. E però nello stesso tempo, siccome noi vogliamo che questa attività si incarni nel territorio, stiamo portando avanti anche non solo cantieri di sperimentazione, ma stiamo portando anche degli interventi didattici, e di modo che in realtà questo ritorni ad essere una cultura vera del territorio. Per dirvi, siccome il cantiere della Provvidenza ha questo approccio, direi, scientifico dell'allevamento, perché noi vogliamo essere i propulsori di un'idea che dovrà essere ampliata e sviluppata da altri. Vedete, questa è Chiara, e anche qui Chiara adesso è una dottoressa perché si è appena laureata e ha fatto una tesi, il Baco da seta, una via inclusione lavorativa per i disabili intellettivi, si è appena laureata e l'ha fatta proprio sui 2 anni di sperimentazione che noi abbiamo avuto a Santa Giustina. Questa è una cosa molto importante, perché quello che noi intendiamo fare attraverso il cantiere della Provvidenza è di capire esattamente come questo tipo di agricoltura si possa sviluppare, agricoltura che poi si fa anche impresa, si possa sviluppare dando la possibilità a chiunque di buttarci dentro, sperimentarsi, di modo che questo sviluppo territoriale, questo sviluppo agricolo possa coniugarsi con lo sviluppo della persona e possa in maniera armoniosa agganciarsi a quello che è la crescita e la rivivificazione del nostro territorio bellunese. Per cui abbiamo ad esempio anche questo progetto che è Baco tra i banchi, cioè l'incontro di scuole nei nostri luoghi di sperimentazione. Vedete, i ragazzi, è molto importante questo, perché noi non vogliamo limitarci a fare ad allevare, a coltivare, no, l'importante è in questo momento ricreare quella cultura di amore verso la terra, verso gli altri, la sensibilità del nostro modo di essere, anche montanari se volete. Io adesso ovviamente parlo di noi bellunesi, ma poi vedete che c'è anche una coda che va verso il Veneto e verso poi l'Italia e si espande nel mondo, perché per inciso il CREA è il più importante centro di ricerca di Gelsi Bachicoltura d'Europa e uno dei più importanti del mondo, non so se mi rendo conto. Allora qui voglio andare avanti, quindi i bambini interessatissimi, perché per loro è bellissimo vedere questo animaletto, il baco, che si sviluppa velocissimamente, perché nel giro di 3 settimane diventa molto grande, che loro possono toccare
ma che devono toccare con molta delicatezza, perché altrimenti muore, che gli si deve dare da mangiare periodicamente 3 volte al giorno, non ci si può dimenticare, bisogna curarlo, lavarlo, pulirlo, bello. Questo è il discorso che noi facciamo locale, però consapevoli del fatto che se noi vogliamo creare una filiera di sviluppo non ci possiamo chiudere in noi stessi, ci siamo un po' spostati verso sud e abbiamo incontrato e abbiamo creato con Dorica, Vento Marketing, Campoverde, Cacoriani e Concadoro Cooperative, questa rete di imprese ovviamente sempre sotto l'egida, che è un progetto che è stato premiato a Bruxelles nell'aprile del 2015 come il miglior progetto europeo di ricerca e sviluppo e di innovazione. Quindi Best Innovation Smart Cluster Story è importantissimo questo, perché questo progetto è stato selezionato verificando i progetti di 5 paesi all'interno della comunità europea. Tra questi 5 paesi c'era l'Italia, e dell'Italia hanno scelto noi, proprio per dare il senso vero dell'importanza che questa filiera può avere per la nostra economia. L'importanza della filiera proprio perché è importantissimo capire che non ci si può fermare ad un pezzo, come vi spiegheranno poi successivamente, soprattutto il nostro amministratore delegato di Dorica, Giampiero Zonta, l'importanza di avere un percorso di sviluppo totale, perché se io ho 10.000 gelsi e non ho i bachi non vado da nessuna parte, se ho 10.000 gelsi e 50.000 bachi ma non so a chi vendere i bozzoli non vado da nessuna parte. La filiera della seta veneta parte dall'impianto del gelso e va fino alla creazione, cosa straordinaria, di gioielli oro seta Dorica. Quindi una filiera di impresa dove peraltro noi stiamo cercando anche di sviluppare, e ve ne parleranno dopo meglio, un'idea etica di fare impresa, di modo che ci sia il giusto guadagno per ogni pezzo della filiera stessa. In tutto questo abbiamo ovviamente il supporto scientifico del CREA, l'unità di ricerca di esercito di agricoltura di Padova, un'eccellenza, Veneto Agricoltura, che da subito ha piantato 2100 gelsi, piantine di gelso a Vigliago, piantine che saranno pronte per il 2017, adesso sono alte circa mezzo metro più o meno, e che ci permetteranno di gestire nel 2017 500.000 bachi, 50.000 bachi, quanti? 500.000 bachi, sì. Ovviamente, come vi ha detto prima anche Angelo Paganin, un grazie particolare al consorzio Bimpiave, che da subito ci ha sostenuto in questa avventura e con il quale speriamo di continuare nell'idea di sviluppo, e assieme a loro e ai promotori della rete della seta etica abbiamo anche creato l'Associazione Italiana di Gessi Bachicoltori. Si sta veramente sviluppando un sentimento di interesse verso questo settore. Questo settore che, partendo dalla Gessi Bachicoltura, quindi un'arte antica, mi dà posti di lavoro, mi permette ricerca e innovazione, valorizzare il lavoro artigianale, mi permette di creare reti di impresa che sono un nuovo modello societario che permette di mantenere l'individualità dell'impresa e nello stesso tempo di mettere in comunione le prerogative di ciascuna impresa, di modo che chiunque possa mantenere se stessa, la propria individualità, ma possa implementare se stessa utilizzando le forze degli altri retisti, creando quindi una economia circolare che permette inclusione sociale, che è fortemente agganciata al territorio. Ovviamente la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio fondamentale, anche perché la riqualificazione dell'ambiente mi porta
a valorizzare ancora di più la bellezza del nostro territorio, e voi sapete che la bellezza del nostro territorio porta anche grande turismo. Su tutto questo di grande consolazione è il fatto che ad esempio la Fondazione Angelini ha fatto uno studio per un Interreg con la Carinzia e con Bolzano, e i nostri giovani hanno indicato nell'agricoltura e nel turismo le possibilità di sviluppo che loro ritengono di vedere per la nostra provincia, consapevoli che loro preferirebbero fare così, impegnandosi in questa cosa. Il fatto che ci siano così tanti ragazzi oggi è proprio una bella cosa, sinceramente. Si parte da lontano, non ci dimentichiamo. Questa è una bellissima foto che ci va a vedere come si lavorava una volta. Adesso vi do una carrellata veloce di quello che una volta, noi quando pensiamo seta pensiamo all'arredamento, all'arredo sacro, all'artigianato, alla moda, ci si ferma qui. Noi invece adesso abbiamo dei settori innovativi, la medicina, protesi, pelle che si rinnova dopo le operazioni, le fili di sutura, la cosmetica per la cura della pelle, perché la sericina e l'olio di crisalide fanno benissimo alla pelle, anche proprio per malattie della pelle stessa, la farmacologia, perché i gelsi contengono un principio attivo che può essere utilizzato per combattere il diabete, e integratori alimentari. Quindi possibilità di sviluppo una volta non immaginate, che adesso sono qui a portata di mano. Si tratta solo di organizzare bene tutta la filiera. Come abbiamo fatto noi? Abbiamo cominciato censendo quelli che sono i gelsi ancora presenti nel nostro territorio, facendo in modo di capire quale sia proprio il patrimonio biogenetico dei nostri gelsi, perché con il CREA, con la dottoressa Cappellozza, si cercherà di individuare il tipo di gelso che meglio attecchisce nella nostra provincia, e che possa quindi anche vivere bene e produrre bene alle nostre altitudini. E adesso qui una piccola carrellata su quella che è effettivamente la gelsibachicoltura. Si parte dalla produzione di seme bachi, la coltivazione del gelso e la produzione di bozzoli. Il bacco da seta è quando va a bozzolo, che crea il bozzolo, riesce a filare anche per 3 km. Un bozzolo ha 3 km di filo, una cosa straordinaria. Questo è il bacco, che io trovo simpaticissimo. E ecco, si comincia con la raccolta delle foglie, l'allevamento vero e proprio. Ritrovate lì la Chiara che dà il suo contributo. Gli altri sono i gelsi, i bachi e le varietà, che poi pian pianino vanno al bosco e poi cominciano a filare. Ecco lì al bosco filano e creano il bozzolo. Questa è la produzione. C'è la larva e il bozzolo che viene poi utilizzato. Tutto questo perché? Perché noi abbiamo un sogno che può sicuramente diventare realtà, cioè creare qui nel nostro territorio, in provincia di Belluno, e io dico magari, se posso dirlo, nella zona del Bosco, così, a Vigliago, vi dico molto serenamente, quello che può essere l'impianto pilota di tutto questo, ossia essere la controparte, diciamo così, imprenditoriale di quello che il CREA a Padova sta facendo in maniera scientifica, cioè creare questo impianto pilota dove sia possibile produrre tutto quel semebacco, e quindi Silvia, se sbaglio mi correggi per favore, del quale eventualmente ha bisogno proprio la produzione, perché se noi cominciamo a impiantare i gelsi, dopo dobbiamo anche avere il semebacco per allevare i bacchi, altrimenti non si va da nessuna parte, come vi dicevo prima. Quindi questo è l'obiettivo primario al quale noi stiamo mirando, che porta con sé, dato che il cantiere della Provvidenza vuole appunto essere un sistema di gestione, porta con sé la possibilità di gestire in maniera scientifica quello che è la produzione poi del seme
Allora, questa era la sequela e il cammino che ne stiamo facendo per la Gelsi Bachicoltura, ma il cantiere della Provvidenza, lasciatemelo dire, non si ferma qua, proprio perché ci lasciamo un po' prendere dalle varie possibilità. Il cantiere della Provvidenza ha anche il cantiere del gusto, che è un locale in cui in cui si fa da mangiare benissimo, in cui è stato inventato il kebab elù, che è un kebab fatto con carne totalmente bellunese, quindi con tutte le caratteristiche e tutte le varietà che può avere un kebab, però fatto tutto con prodotti nostrani. Il Cartiere, che è un laboratorio artigianale di solidarietà sociale che ricicla la carta, e il Cantiere San Martino, che è un progetto con il quale noi andiamo a trasformare in maniera precisa la carità in lavoro, cioè diamo da lavorare a persone che sono disoccupate attraverso lavori di manutenzione di vario tipo. Questa è la nostra storia in 3 secondi e mezzo, perché per raccontarla bene ci vorrebbero almeno 2 ore. Vi ringrazio per l'attenzione.